Si è svolto stamani presso il noto istituto scolastico di Agrigento la giornata pirandelliana promossa dal Centro Nazionale Studi Pirandelliani, propedeutica al prossimo convegno del dicembre 2023 destinata alle scuole del territorio. L'incontro, data la valenza critica dei temi trattati, ha avuto lo scopo di dare indicazioni metodologiche di ricerca agli studenti che intenderanno partecipare al convegno con una tesina, un cortometraggio, un brano musicale da presentare in concorso al centro nei termini fissati e negli appositi regolamenti. Ricordiamo che quest'anno il convegno, giunto alla sua 60ª edizione, si occuperà delle novelle con il tema Le novelle di Pirandello, raccolte 2, e si svolgerà dal 2 al 5 dicembre 2023 a Palermo. È una giornata importantissima, ma anche affollatissima, vedo qui nell'aula magna del liceo scientifico Politi di Agrigento, perché è una giornata propedeutica di studi pirandelliani, propedeutica perché da oggi gli studenti, dietro le indicazioni che daremo noi, indicazioni naturalmente critiche, muoveranno per i loro elaborati, per le loro ricerche su Pirandello, sul tema di questo 60° Pirandello, che le novelle di Pirandello raccolte, intendendo per raccolte riferirci alle singole raccolte in cui Pirandello poi riunì le sue novelle, le sue 250 circa novelle, anziché le 365 come era il suo progetto iniziale. Questo è il secondo momento di un progetto che è iniziato con il 59°. Noi avevamo lì affrontato lo studio di un gruppo di raccolte che completeremo con questo 60°. C'è la grande sempre presenza degli studenti delle scuole italiane, la grande presenza degli studiosi pirandelliani di tutto il mondo, e ciò sta ad indicare che noi di Pirandello non possiamo fare a meno, non dico noi critici o noi studiosi, ma noi uomini comuni, perché nelle opere di Pirandello c'è la vita di tutti i giorni, con le proprie contraddizioni, i propri conflitti, le proprie assurdità. È la vita che viviamo, Pirandello l'ha trasfusa in pagine, si può dire, immortali. È interessantissimo. Insomma, noi viviamo Pirandello quotidianamente. Peccato che non si fa ad Agrigento, si perde il luogo di origine di Pirandello, ecco, si fa a Palermo, una nota dolente purtroppo per noi agrigentini. Ma certo, noi abbiamo fatto tutti gli sforzi possibili e immaginabili per non andare via, abbiamo subito anche umiliazioni, abbiamo chiesto, abbiamo richiesto, abbiamo cercato sostegni in ogni dove, abbiamo trovato promesse vaghe mai mantenute, abbiamo trovato porte chiuse, meglio, abbiamo trovato sorrisi, accoglienze, ma niente di fatto, nulla di fatto. E quindi siamo a Palermo perché una sede dove lo faremo, che è al centro congressi dell'Hotel Saracen, che è vicino all'aeroporto, ci consente noi una logistica molto meno costosa che si è fatta ad Agrigento, molto più pratica, e quindi vabbè, pazienza, non manca per noi. Dopo 3 anni di stasi dovuta al Covid, riprendono le giornate pirandelliane in tutte le città d'Italia per la preparazione e la partecipazione degli studenti al 60° convegno di studi pirandelliani sulle novelle, il secondo libro. L'anno scorso siamo soffermati sul primo volume della raccolta di novelle. Oggi è emozionante ritornare ad Agrigento, in questo istituto Politi,
perché abbiamo avuto una bellissima adesione da parte dei dirigenti scolastici di Agrigento e provincia, che ringrazio, dal preside, dal dirigente del Lugo Foscolo di Canicattì, al Martin Luther King, alla dirigente dello Sciascia, del Leonardo e del mio liceo classico e musicale Empedocle. Quest'anno il convegno è il 60°, si svolgerà dal 2 al 5 di dicembre prossimo presso Palermo, con la presenza di molti studiosi pirandelliani italiani e stranieri, con la partecipazione di studenti che verranno al convegno molto preparati, perché presenteranno dei lavori o delle tesine oppure delle composizioni musicali ispirate alle novelle. Durante il convegno sarà data loro la possibilità di partecipare ad un laboratorio di scrittura creativa e al laboratorio teatrale. È un momento in cui il mondo accademico, così come voleva il professore Lauretta, incontra il mondo della scuola, e gli studenti hanno l'opportunità di incontrare studenti di tutta Italia, ma hanno l'opportunità di interagire con i professori universitari, uscendo dalle aule, confrontandosi con un linguaggio nuovo, un linguaggio scientifico, ma avendo la possibilità di parlare alla pari, cercando anche di scandagliare l'opera e il pensiero di Pirandello, che è un termine fondamentale nella storia del pensiero, non solo della letteratura del Novecento. Non ci sarebbe stato il teatro contemporaneo se non ci fossero stati i 6 personaggi in cerca di autore, e il romanzo non avrebbe avuto lo sviluppo del romanzo psicologico, del flusso interiore, senza le intuizioni Pirandello. Pirandello ha svecchiato la letteratura italiana del Risorgimento e continua ancora ad essere attuale in un mondo fatto di comunicazione virtuale, o anche di un mondo ingrandito come il metaverso. A volte è questa la forma di Pirandello che imbrigliava, e quindi trova una sua logica, anche può trovare una sua logica e può parlarci ancora oggi. Sì, il prossimo congresso del Centro Nazionale di Studi Pirandelliani è il 60° dalla costituzione di questa bellissima realtà che riguarda Pirandello, ma riguarda anche ovviamente Agrigento. Ecco, quest'anno ci sarà un'attenzione particolare alle novelle. Pirandello voleva scrivere novelle per un anno, come dice il titolo della sua raccolta. Non ce l'ha fatta proprio, ma insomma le novelle sono quasi una al giorno, ed è questo il centro di tutta la sua attività, perché poi dalle novelle, da questi soggetti, ci saranno tutte le altre opere, le commedie, i drammi e anche i romanzi. È come se Pirandello avesse un laboratorio, per capirci, di tanti soggetti e sceneggiature che poi diventeranno tanti film. Quanto è attuale il pensiero di Pirandello, professore, anche oggi, dopo diversi anni? E dunque Pirandello ha capito per tempo tutto ciò che sarebbe successo per quanto riguarda il rapporto tra cultura, arte e la nostra società di massa. Non voglio esagerare, ma ha capito anche il ruolo notevole degli strumenti della comunicazione. Lui usava proprio pochi anni prima della sua scomparsa, quando stava per meritare il premio Nobel, usava una immagine che è una frase: la quotidiana sete di spettacoli. Cioè Pirandello aveva capito che ormai la società di massa, tra alienazione del lavoro e necessità di ricreazione, non poteva fare a meno di uno spettacolo ogni giorno, e noi lo sappiamo, ogni sera.